Bentornati in un nuovissimo aggiornamento con le previsioni meteo. Iscriviti al canale per non perdere i prossimi contenuti. L'immagine satellitare riprende la perturbazione in atto proprio in queste ore, con temporali e rovesci intensi anche in Campania, sul comparto tirrenico, 70 mm raggiunti in Piemonte, qui accumuli davvero notevoli a nord-ovest, migliora invece sulla Sardegna e sulla Sicilia. Come notiamo da questa grafica, i temporali continueranno anche nel corso dei prossimi giorni, soprattutto giovedì con maltempo intenso al nord, temporali forti associati a possibili nubi fragi, correnti oceaniche e clima fresco per il periodo un po' dappertutto. E partiamo subito da questa grafica che mostra ovviamente nel dettaglio il calo delle temperature che avremo nel corso della giornata di giovedì. Avanzeranno queste correnti, ricordiamo, oceaniche, quindi comporteranno un clima fresco ma dalle caratteristiche più autunnali. Le massime in pianura non supereranno di poco i 16-17 gradi sulle aree interne del centro, al nord saremo attorno ai 17-18 gradi in Val Padana e quota neve che sarà attorno ai 1800-2000 metri su tutte le aree sulle Alpi Appennine, quindi insomma non sarà nulla di invernale. Tanti ovviamente diffondono false notizie, ricordiamo, dicendovi che questa è una perturbazione in stile invernale, ritorna all'inverno. Assolutamente nulla di vero, questa è semplicemente una perturbazione nord atlantica che di conseguenza trasporta con sé correnti più fresche oceaniche, quindi nulla a che fare con l'inverno. E poi, come notiamo, l'anticiclone che ci aveva interessato negli ultimissimi giorni di aprile si allontana verso nord, consentendo il transito di queste correnti fresche proprio per il minimo che si è andato a creare sul centro Europa. E quindi poi, a partire anche da giornata di venerdì, questo calo delle temperature sarà ancora evidente soprattutto sulle aree meridionali, dove qui avremo ancora dei fenomeni talmente intensi proprio sull'Appennino meridionale e in parte anche sulla Calabria, e quindi le temperature saranno ancora leggermente sotto la media almeno fino alla giornata di venerdì un po' su tutta Italia. Poi da sabato cominceranno a rialzarsi le temperature con ritorno in media col periodo al nord, e sulla Sardegna e sul centro Italia torneranno in media col periodo per poi rialzarsi notevolmente nella giornata di domenica. Infatti domenica, la giornata più calda, le temperature ritorneranno a rialzarsi un po' dappertutto, anche se rimarremo su valori insomma leggermente sopra la media, nulla di più. Rimarremo attorno ai 20-23 gradi sul nord-est, punte di 24 gradi al nord-ovest sulle aree interne del centro, picchi di 25 gradi sulle due isole maggiori e sul tavoliere della Puglia. E quindi le condizioni meteo si manterranno pressoché stabili un po' su tutta l'Italia. Infatti, come osserviamo da questa grafica, la rimonta dell'anticiclone sarà ben evidente. Le correnti oceaniche saranno situate al momento sulla Inghilterra a causa di questo profondo nucleo instabile temporalesco che invierà delle correnti instabili e umide solamente su parte del centro Europa. Questa perturbazione situata sulla Inghilterra potrebbe ad inizio settimana coinvolgere la penisola, portando un aumento della nuvolosità a partire da nord-ovest, con un anticiclone comunque debole e temperature sempre attorno ai 20-23 gradi sulle zone del nord Italia. Al sud Italia si potrebbero anche superare i 25 gradi, specie sulla Sicilia, la Calabria e la Puglia, condizioni che qui rimarrebbero stabili, mentre al nord rimane l'incertezza per la traiettoria di questa perturbazione, che ancora non si sa nulla, i modelli sono ancora incerti e bisogna valutare bene la traiettoria di questa perturbazione sull'Inghilterra. Ovviamente per tutti i dettagli vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti meteo.